Ragazzi, in questo nuovo video io sono Weed e oggi siamo sbarcati per la prima volta su Clash Royale. Io avevo già iniziato un profilo, ma io voglio portare questo video sia per chiedervi se volete che continui questo, oppure se volete che inizi un altro nuovo. Non ho fatto molti progressi, cioè nel senso che sono ancora in arena 4 e non ho fatto più di tanto. Non so come mai, ma io con questo deck sono riuscito a fare i culi. Adesso vediamo cosa ne esce fuori da questa battaglia. Casa di giochi di pecora, arena 4 e andiamo. Una cosa positiva è che inizi a spammare di brutto, ma una cosa negativa, se succede una cosa del genere non puoi contrastarli. Subito, grande, un altro colpo perfettissimo. La sua torre centrale sta già a 2000. La mia, qualche colpo ho subito. Non ce ne sono molti problemi. Vai, vai. Aspettiamo che l'avversario faccia la sua mossa. Ok, Giova di gigante mi può contrastare. E io vado di bombarolo e goblin. Pecca, il bombarolo è già in uso, se no contro l'orde di scheletri. Contro l'orde di scheletri era ottimo. Vai, subito lo fermano. Oh, lì manco un colpo ha subito, Aspettiamo un po', subisca un po' di danni. Non sto riuscendo neanche a dare un colpo alla sua torre centrale. Mancano 7 secondi. 3, 2. Madonna mia che il culo. Questo si chiama culo. Vediamo. Posso dare qualcosa? No, ok. Cerchiamo un altro avversario. Subito, interista. Già che interista mi dispiace ora che distrugge. Stessa tattica di prima. Mettiamo truppe a manetta. Vediamo come va. Lui allo stregone. Ma meno male che c'avevo il principe che con un colpo l'ha shottato. Qual è la cosa positiva? Ma la torre già ha 700 di vita. Tanta roba. Bombarolo che ci aiuta a difendere. Guarda qua come li si rifà a tutti. Vai, altri lo portiamo subito a 500. Ok, così un 400. Andiamo, penso al momento giusto per metterlo. Ok, vai. Mettiamo subito le frecce. No, non sono servite a niente. Ho voluto fare una cosa intelligente, cioè di mettere qualcosa. In caso mettevo lui, ad esempio, scheletri, quelle cose là, subito per contrastarli. Invece ho fatto un fede alla Madonna. No, subito il colpo, grande così. Vai. Ok. L'hai fatto. Sto una corona 0. È un buon vantaggio anche se iniziare ad attaccarmi come un maiale porco. Vai, scheletri. Con cose davanti. Me ci vedono un po' di... Non me ne ero accorto che mi stavo attaccando da quel lato. Non me ne ero proprio accorto.
E se mi distruggevo la torre era il colmo. E adesso si inizia il vero potere, il vero potere del mazzo. Inizia a spammare troppo a manetta. No, il mastino ce l'ho pure io e lo voglio a morire. Ma lo gioco proprio con tutto il cuore, da un fastidio della Madonna. Ecco perché dà fastidio. Diciamo che questa torre me l'ha portata. Se non si è portata anche la partita. Manca davvero pochissimo. Vi prego, resistete. Madonna, madonna, madonna. Ha già buttato la palla di fuoco. L'ha già buttata. Niente. La partita è andata. Beh ragazzi, direi che per questo video è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Wade.